Allora, un saluto a tutti gli amici di buonarcade.net. Questa è la prima intervista, una prima di una, spero di una lunga serie di interviste. Sono contentissimo di ospitare oggi negli studi dell'Apple Games Franco Enna, che è il presidente del coro Subondaghe di Buonarcado. Allora, oggi lui ci racconterà quello che succederà in questa bellissima rassegna che ormai quanti anni... Siamo giunti alla 11ª edizione e questa rassegna del 5 gennaio chiude il nostro anno di lavoro come coro, e quest'anno sarà una rassegna particolarmente importante perché chiude, diciamo, l'annata del decennale del coro, i 10 anni della costituzione del coro. Quest'anno la rassegna Cantante su Nascimento sarà articolata con un prologo il 3 gennaio. Inizierò proprio a parlarvi del 3 gennaio. Praticamente noi abbiamo organizzato, che è un sogno che accarezziamo da tanti anni ormai, il Presepe Vivente, una rappresentazione proprio del Presepe Vivente nel piazzale di Santa Maria, qui ai piedi della chiesa della Basilica e davanti al Sagrato della Madonna di Buonaccardo. Il 3 gennaio, domenica, alle 16:30 inizieremo le operazioni di rappresentazione del Presepe Vivente con una manifestazione che partirà probabilmente dall'asilo, quindi con una carovana della Madonna con San Giuseppe che busserà a diverse porte cercando alloggio, come vuole la tradizione, per portarsi qui alla grotta che allestiremo proprio davanti alla Madonna di Buonaccardo, alla chiesa, preceduta dalle zampogne e da alcuni cori polifonici che accompagneranno tutta la manifestazione. I cori polifonici sono quello di Lusacchi, il coro Santa Susanna, e avremo poi il coro di Sinalunga in provincia di Siena, con il quale abbiamo stabilito un gemellaggio l'autunno scorso, e inoltre avremo il coro di Vistano Savintalera. Quindi ci saranno la manifestazione sarà segnata dai vari cori che si esibiranno. Inoltre nel piazzale poi avremo anche una degustazione chiaramente di piatti tipici, cercando quindi di rifocillare anche tutti gli ospiti che interverranno. E intorno alla presepe poi verranno allestiti degli stand nel quale abbiamo cercato di riproporre le attività che in quel tempo si facevano in un paese, quindi il fabbro ferraio, il pastore che fa il formaggio, la donna che fila la lana, praticamente poi avremo anche un forno a legna dal quale sforneremo del pane che distribuiremo a tutti i presenti, quindi e del vino chiaramente non mancherà, perché la serata d'inverno sarà sicuramente fredda e un buon sorso di vino rifocillerà tutti quanti. Questo è il 3, a partire dalle 16:30, quindi ricordatevi, 16:30, piazzale di Santa Maria, 3 gennaio domenica. Poi praticamente avremo anche la ripresa in diretta di Sardegna 1 per la manifestazione. Sì, questo è l'altro grande sogno che abbiamo accarezzato da tanti anni e che quest'anno riusciamo a realizzare, portando la televisione regionale Sardegna 1 a filmare proprio la manifestazione del 5 gennaio. 5 gennaio alle ore 19 nella Basilica di Santa Maria, questa pregevole, meravigliosa, fantastica basilica che ogni anno ci ospita in questa manifestazione, e avremo all'interno le telecamere di Sardegna 1. In questa rassegna avremo degli ospiti di grande rilievo, infatti avremo il coro Ortobene di Nuoro, avremo il coro toscano di cui parlavo prima, il coro di Sinalunga in provincia di Siena, ci saremo noi, il coro Subondaghe, chiaramente. Poi avremo altri ospiti che proporranno delle canzoni della tradizione natalizia, e questa sarà una sorpresa poi per gli intervenuti, per chi interverrà. E quindi a partire, ricordatevi, l'appuntamento è alle ore 19, martedì, vigilia dell'Epifania, chiesa di Santa Maria in Buonarcado. Mi sembra che questo sia veramente un sogno che riusciamo a realizzare come coro, perché portare la televisione a Buonarcado, sicuramente faremo delle riprese anche all'interno del paese, cercando di raccontare un po' anche le attività produttive, la cultura, la storia, con queste registrazioni che faremo per le vie del paese. Volevo dire anche che la manifestazione del 5 gennaio sarà preceduta da un concerto itinerante che partirà da Samola alle ore 17:30, che si articolerà per le vie del centro storico di Buonarcado. Faremo alcune soste in Parza Maggiore e in Salarza del municipio Ezzu, passando per Subalazzeto di Asutta e Subalazzeto di Sua, nei quali i cori si esibiranno in una breve esecuzione. Quindi insomma anche lì avremo le zampogne di Gioacchino Raffone che
creando queste atmosfere natalizie, e speriamo quindi che accorriate numerosi e festanti. Allora, ricordiamo ancora le date. Quindi l'appuntamento è il 3 gennaio, domenica alle ore 16:30 a Piazzale di Santa Maria, Presepe Vivente. Martedì 5 gennaio, ore 19, rassegna di canti natalizi, 11ª edizione di Cantando su una scrivania. Quindi vi aspettiamo in tanti e speriamo in una bellissima rassegna. Sarà l'11ª, ma sarà la prima in grande stile. Certo, colgo l'occasione per augurare a tutti i boralcadesi e a tutti quanti ci ascolteranno gli auguri di queste prossime festività. Allora, vi Ciao. aspettiamo in tanti. Ciao a tutti.